Al via all'edizione 2022 della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo a Milano, in programmazione fino al prossimo 12 aprile. In tale occasione la DMO, Distretto Turistico Valle dei Templi, con la regione siciliana, ha presentato la Costa del Mito, da Selinunte a Gela, per chi ama la zona archeologica e la natura, la storia e il paesaggio. Presenti nel padiglione 3 dello stand A7F06 ci sono diversi momenti di presentazione, la presenza di tanti ospiti. Nella giornata di oggi alle 16 un talk show alla presenza della stampa del settore moderato da Viviana Rizzuto, presidente della cooperativa di comunità, identità e bellezza Museo Diffuso di Sciacca. Tra i numerosi ospiti che l'hanno illustrato le eccellenze del territorio, Lillo Pisano, capo di gabinetto vicario dell'assessorato al turismo, Letizia Casucci, direttore generale di Coop Culture, gli assessori del comune di Agrigento al turismo e alla cultura Costantino Giulla e Francesco Picarella, per destinazione Agrigento Simona Frenna, Antonio Alba, per la ripartenza quanto prima dell'Ostoai con il simposio degli dei, Gori Sparacino, presidente della Federazione Strade del Vino di Sicilia, che ha spiegato il valore di Itervitis. Nata nel 2007 a Sambuca di Sicilia, il borgo più bello d'Italia, il relativo itinerario culturale. Leandro Ciaccio, sindaco di Sambuca di Sicilia, presidente del distretto turistico Vini e Sapori di Sicilia, e quindi Fabrizio Lacaipa, amministratore della DMO, Distretto Turistico Valle dei Templi, promotore del soggetto di marketing territoriale Costa del Mito. Presente anche lo chef Rosario Matina per deliziare il palato dei numerosi ospiti con le eccellenze gastronomiche presentate dalla Costa del Mito. La CAIP ha presentato la Costa del Mito con Sandro Pappalardo, consigliere comunale Enit, Lillo Pisano, vice capo di gabinetto del turismo, Maglio Messina, Viviana Rizzuto, presidente della cooperativa Comunità Identità Bellezza di Sciacca. Quindi in video lo scrittore Andrea Camilleri ha presentato la strada degli scrittori, una straordinaria peculiarità della Costa del Mito, perché attraversa e ripercorre luoghi vissuti e amati dagli scrittori, quei descritti nei romanzi che hanno appassionato e formato intere generazioni. In programma pensieri, riflessioni, racconti postumi del grande autore siciliano. Presente il Felice Cavallaro, ideatore della strada degli scrittori, giornalista del Corriere della Sera, e Gisella Cavallaro leggerà brani dello scrittore. Il coordinamento affidato a Gaetano Pendolino, vicepresidente della strada degli scrittori. Dopo tanta preparazione siamo finalmente arrivati alla BIT, stiamo presentando la Costa del Mito, abbiamo tante persone interessate, operatori, possibili turisti. Qui ovviamente ci siamo tutti presenti, è presente tutta Italia, però la Sicilia, il nostro territorio, sta facendo la parte del leone, siamo molto contenti. Torneremo a casa con un bel risultato.